Salve, io sono Davide Bellone e qua siamo a Camacana, nel nostro negozio principale. E noi siamo una famiglia di mascherai da 2 generazioni, io rappresento infatti la seconda generazione, il laboratorio è stato fondato dai miei genitori e da altri 2 colleghi nel lontano 84-86 e noi abbiamo cominciato, o meglio loro, cominciarono quasi come un gioco per guadagnare qualcosa di più da studenti e invece poi è diventato un vero e proprio mestiere, tant'è che oggi appunto da un piccolo laboratorio siamo trasformati in un'azienda vera e propria. E oggi abbiamo questo negozio, abbiamo un altro laboratorio dove facciamo solamente le maschere e un terzo spazio che stiamo inaugurando proprio adesso, infatti vengo da lì e sono tutto inzaccherato di colore perché vogliamo espanderci e creare uno spazio diciamo bello dove poter esporre delle cose nuove, sperimentare anche cose nuove, fare delle nuove maschere, nuovi modelli e magari fare anche delle collaborazioni con altri artigiani, altri artisti e chissà cosa ne può venire fuori dopo. Noi ospitiamo spesso dei gruppi, delle visite, organizzando delle visite al laboratorio, così da far conoscere proprio il nostro mestiere, tutto il dietro le quinte, tutto quello che c'è dietro la maschera, nel senso di come si fa, come si produce, qual è tutta l'artigianalità dietro il processo. E in questo senso siamo anche partner del Comune nel programma ufficiale del Carnevale di Venezia, nel Carnevale Cultura, perché ospitiamo diverse volte durante l'arco di tutto il Carnevale, più di 12-15 volte, un evento gratuito aperto a iscrizione in cui uno può venire e vedere come si fanno le maschere e raccontiamo poi anche parte delle tradizioni, delle cose che non si conoscono del Carnevale antico. Questa è la nostra collaboratrice che è con noi da 25 anni, si era appena sposata quando è venuta a lavorare da noi, è riuscita a fare 3 figli ed è ancora con noi. Ecco, posso parlare di Caprio quando è stato qui, era d'inverno, quindi verso la chiusura è arrivato con la nonna, la mamma e qualche amico ed eravamo io con i titolari, aveva il berrettino in testa quindi non lo si riconosceva. Ha fatto un giretto e io come al solito sono andato verso di lui dicendo guardi che se ha piacere può provare le maschere, può fare le foto, mi fa sì grazie così. Io vado avanti con le mie cose, ad un certo punto si toglie il berrettino e io lo guardo e gli faccio ma mi scusi, lei non è mica Di Caprio? Mi fa un bel sorrisone e poi dopo ce l'ha confermato che era lui Di Caprio. È stato molto molto carino ed è stato un momento molto tenero. Siamo entrati in contatto con i Rotary durante il Covid, siamo stati contattati in quel momento in cui tutto si svolgeva online e siamo stati in grado di fare una visita al laboratorio in remoto con gli amici del Rotary di Frosinone e da quel momento siamo appunto diventati amici con i Rotary e quindi con i Rotary Venezia adesso probabilmente riusciremo a fare anche delle altre esperienze, qualche collaborazione insieme. E questo nello spirito rotariano per noi è estremamente importante, sia il discorso della tradizione, sia per noi Rotary Venezia questa controtendenza che ci siano produzioni autoctone in questo pezzo e soprattutto le eccellenze veneziane che premiamo anche nella provincia. Qui a Venezia ce ne sono, io ho conosciuto solo recentemente, ma dobbiamo andare avanti e portarle perché l'arte dei maschereri a Venezia è una delle colonne portanti di questa città, che nell'immaginario di tutti Venezia la maschera, però anche la qualità e soprattutto le maschere fatte qua.